Bilancio degli ultimi 12 mesi, più sbarchi e truffe, meno furti e rapine. L'opposizione garantisce il numero legale, vota contraria. Aula Sollano riesce solo così ad approvare il bilancio. A 4 giorni dalla scadenza, il consigliere Alongi chiede che venga garantito di partecipare anche in modalità telematica. Dal 10 gennaio, terze dosi anticipate a 4 mesi, razza raddoppia drive-in e personale, accantonate ipotesi della quarantena preventiva per chi rientra in Sicilia. Il governatore della Sicilia lancia dalla base di Sigonella un augurio di pace, serenità e dialogo tra i popoli e ringrazia i militari. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, traccia il bilancio dell'attività svolta negli ultimi 12 mesi. Aumentano sbarchi e truffe, ma diminuiscono furti e rapine. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Bilancio di fine anno positivo, quello tracciato stamani dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci. Il trend dei delitti della divisione anticrimine della questura di Agrigento è in netta diminuzione. Da 11.413 verificatesi nel 2019 sono scesi a 9.606 al 20 dicembre di quest'anno, con un decremento pari al 15,83%. Il dato più alto è quello relativo ai danneggiamenti seguiti da incendio, con un aumento del 50% circa. Il questore ha anche avuto parole di conforto e sostegno verso la famiglia, che ha perso per un incidente il collega agrigentino Sergio Di Loreto. Sì, è un bilancio positivo, ci premia nel lavoro svolto. È un lavoro molto faticoso e intenso che quotidianamente i nostri uomini e le nostre donne della Polizia di Stato effettuano sul territorio. I dati sono tutti in calo, è molto più in calo rispetto al 2020, in cui il calo poteva essere anche spiegato dai 4 mesi di lockdown totale. Quest'anno invece il lockdown totale non c'è stato, i dati sono stati ancora più in calo rispetto a quelli del 2020. Evidentemente il sistema sicurezza ha funzionato, il sistema di controllo del territorio è stato efficace, ha determinato una maggiore sicurezza della popolazione, con il trend dei reati, come abbiamo già detto, in calo rispetto agli anni passati. Sull'immigrazione il dato è in aumento, ecco, sul lavoro che voi fate relativamente appunto ai trasferimenti, a tutto ciò che è necessario in tal senso. La questura ha fatto degli sforzi quotidiani enormi, anche con 500 persone aggregate da altre questure d'Italia e dai reparti mobili della penisola. È stata un'attività costante di monitoraggio dei 35.600 stranieri sbarcati fino al giorno 20 dicembre. È un dato quasi raddoppiato rispetto a quello dell'anno scorso, con trasferimenti da Agrigento e Porto Empedocle nei confronti di tutta l'Italia, sia nord che est che ovest. Sono stati trasferimenti quasi quotidiani messi in atto dalle nostre forze sul territorio. Il sistema sicurezza anche in questo caso ha funzionato, non ci sono state fughe, non ci sono stati pericoli per l'ordine pubblico, è stato soltanto uno sforzo organizzativo e di pianificazione dei servizi con gli accompagnamenti ai CPR, ai CAS, alle sedi di vigilanza in tutta l'Italia. È stato un anno difficile anche per voi come istituzione questura, qual è l'auspicio per il 2022? L'auspicio del 2022 è intanto la salute, ecco, cercare di uscire intanto dalla pandemia che come sappiamo ha creato grossissimi problemi alla collettività e tanti lutti. Quindi auspichiamo che il sistema sicurezza funzioni sempre di più, che si vada avanti nel migliorare quelli che sono tutti i nostri servizi, uscendo da un periodo così buio come quello che ha caratterizzato il 2020 e il 2021. Lei ha speso anche una parola di conforto per il lutto che la questura ha dovuto purtroppo sostenere a causa dell'incidente che si è svolto. Sì, ci siamo stretti attorno al dolore della famiglia per la perdita del povero Sergio Di Loreto. Chiaramente è stato un Natale molto triste e una chiusura d'anno altrettanto, perché non ci dimentichiamo della personalità del collega. Purtroppo è stato un doloroso lutto che ha colpito tutta la questura e tutta la Polizia d'Italia.
Un atto d'amore verso la città, definiscono così i consiglieri d'opposizione la loro presenza in aula. Grazie al loro voto contrario, che ha però garantito il numero legale, il Comune di Agrigento ha approvato il bilancio a soli 4 giorni dalla scadenza. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. In aula presenti anche il sindaco Franco Miccichè e l'assessore al bilancio Aurelio Trupia, che commenta: anche quest'anno il bilancio è stato approvato alla fine dell'anno. Ci sono stati, prosegue Trupia, dei fatti che non ci hanno permesso di predisporre il bilancio prima. Era importante però dotare la città del bilancio, perché se fosse avvenuto oltre il 31 dicembre avrebbe causato effetti deleteri. C'è stata grande responsabilità da parte dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, ne va dato atto, conclude Trupia. E i consiglieri comunali di opposizione al Comune di Agrigento, Amel, Spataro, Bongiovi, Brucculeri, Gramaglia e Civiltà affermano: il bilancio del Comune di Agrigento, trasmesso al Consiglio a soli 4 giorni dalla scadenza del termine ultimo previsto dalla legge, è stato approvato solo grazie alla presenza in aula dei consiglieri di opposizione, che pur votando contrari hanno garantito il numero legale e la validità della seduta, consentendo di colmare una gravissima carenza della maggioranza, che non è stata in grado di assicurare autonomamente un numero di presenze sufficiente per rendere valida la seduta. E ancora, prosegue la nota dei consiglieri di opposizione, le assenze di molti consiglieri di maggioranza, ad eccezione di alcuni impediti per motivi di forza maggiore, sono il sintomo del malessere politico dell'attuale gestione amministrativa. Il consigliere comunale di Agrigento diventerà bellissima Claudia Longi si è rivolta all'ufficio di presidenza di Sala Sollano affinché gli uffici si attrezzino per consentire di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale anche in videoconferenza. Longi afferma: l'aggravarsi dell'epidemia, anche a fronte dei diversi casi di consiglieri comunali positivi, impone che si proceda in tal modo. Non si comprende cosa impedisca al Comune di Agrigento di organizzarsi per tenere i consigli in modalità telematica, cioè avrebbe il duplice effetto di prevenire la diffusione di ulteriore contagio tra i consiglieri e di consentire anche ai colleghi positivi di prendere parte alle sedute ed espletare il proprio ruolo di rappresentanza della collettività agrigentina. Sono certa, conclude Alongi, che si provvederà a risolvere la situazione in tempi brevi. Il commissario straordinario all'emergenza figliuola ha annunciato che la data di partenza per le terze dosi anticipate a 4 mesi invece di 5 mesi sarà il prossimo 10 gennaio. Intanto l'aumento costante dei contagi preoccupa il governo regionale. Appello dell'assessore Razza alle vaccinazioni, disposto il raddoppio dei drive-in e assegnato altro personale. Lello Casesa. Scatterà dal 10 gennaio prossimo l'avvio delle somministrazioni dei richiami booster con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. Mi preoccupano ancora gli indecisi, ha dichiarato Figliuolo, un po' di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti. Mi preoccupano ancora quei 5.750.000 italiani che non hanno ancora avuto alcuna dose. Siamo quasi al 90% tra prime dosi e guarigioni da almeno 6 mesi, però in quella fascia, specie tra i 30 e i 59 anni, ci sono ancora un po' di milioni di persone che potrebbero essere raggiunte dalle inoculazioni e potrebbero anche loro dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti. La Omicron è molto più contagiosa rispetto alla Delta, qualcuno dice fino a 5 volte, fortunatamente per ora non si stanno avendo evidenze cliniche di gravità, però è chiaro che chi ha fatto la vaccinazione completa e soprattutto chi ha fatto il booster è molto coperto rispetto alla Omicron. Non vediamo per ora in persone che hanno fatto il booster ospedalizzazioni o effetti nefasti. Credo che anticipare la terza dose a 4 mesi dal 10 gennaio sia per ora una scelta equilibrata, ma non mi sento di escludere alcunché. Abbiamo visto, ha dichiarato sempre Figliuolo, come si muove questo virus con le sue varianti, che ciò
che uno dice oggi domani l'evidenza sul campo la può cambiare. Se dovremo correre di più lo faremo, ma ci vuole anche cautela, per cui credo che la scelta di anticipare la terza dose a 4 mesi, ribadisce, sia una scelta equilibrata. Noi oggi ci troviamo ad avere una crescita importante dei contagi come in ogni parte d'Italia. Questo significa che dobbiamo prepararci ad accogliere al domicilio tantissime persone, perché come i bollettini recitano giornalmente, la gran parte di questi soggetti o sono asintomatici o paucisintomatici o comunque isolati al domicilio. C'è un primo tema che riguarda la diagnosi e quindi abbiamo dato a disposizione, domani ci sarà un incontro con l'Ordine Nazionale dei Biologi per dare a tutti i drive-in un numero adeguato di biologi per poter rafforzare l'attività, quindi raddoppiare il numero dei drive-in in tutta la Sicilia, potendo così destinare i medici che sono impegnati nell'emergenza alle visite domiciliari e alla realizzazione dei vaccini domiciliari. Avremo possibilmente una nuova zona di contagio, che è quella lì derivante da un numero significativo di soggetti che non hanno ancora fatto la terza dose. E per questo domani si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico della Regione per aggiornare i criteri che riguarderanno la colorazione delle singole realtà comunali e quindi una rivalutazione del rischio. L'esperienza ci sta dicendo che i comportamenti individuali sono fondamentali. Valuteremo con il Comitato Tecnico Scientifico domani se proporre al Presidente della Regione l'adozione di ulteriori misure di contenimento del virus di comunità, ma quello che è importante è che, siccome ognuno di noi, penso in queste giornate, sta avendo notizia o di un amico contagiato o di una persona in isolamento, è il rispetto, direi quasi maniacale, delle regole. Si può fare molto, si può continuare a vivere in maniera ordinata, bisogna farlo con la dovuta attenzione, altrimenti si mandano a rischio le attività economiche. L'assessore regionale al turismo e allo spettacolo Manlio Messina interviene a seguito dell'introduzione del divieto di consumo di cibo e bevande al cinema e afferma: se il governo nazionale intende avviare le sale cinematografiche alla definitiva chiusura lo dica apertamente, anche perché gli ultimi provvedimenti rischiano di dare il colpo finale alle imprese. Gli imprenditori che sul cinema basano la loro vita hanno più volte dimostrato di sapersi ben organizzare in tema di sicurezza anti-Covid e di contrasto al virus. Perché penalizzare ulteriormente i cinema senza intraprendere un confronto con i rappresentanti di categoria? Si proibisce la vendita di cibo e bevande in questi luoghi mentre bar, ristoranti e pub continuano a lavorare. Le imprese del cinema hanno ridotto la capienza dei locali al 50%, hanno garantito un valido sistema di continuo ricircolo dell'aria con l'obbligo di indossare la mascherina, tanto che è stato concesso di ospitare il 100% di spettatori all'interno delle sale. Oggi un provvedimento nel piano dell'attività natalizia mette in ginocchio gli imprenditori, ai quali va la mia solidarietà, con il conseguente crollo degli incassi e il probabile licenziamento del personale. Per queste ragioni interverremo in tutte le sedi opportune per far pressione affinché si possano aiutare le sale cinematografiche con i giusti ristori. Il governo regionale adotta misure più restrittive per i comuni con pochi vaccinati, ma niente quarantena per chi rientra dai viaggi. La regione non può introdurre con propria ordinanza misure che limitano preventivamente la libertà di movimento dei cittadini. Il governo Musumeci dovrà accantonare l'ipotesi di quarantena per chi rientra in Sicilia. Lello Casesa. Si riunirà mercoledì 29 dicembre il Comitato Tecnico Scientifico per decidere, in base ai dati sul contagio, sulla riduzione della quarantena per vaccinati con dose booster o terza dose che vengono a contatto con persone risultate positive. La quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di 7 giorni, potrebbe essere ridotta tra i 3 e i 5 giorni. Gli scienziati, ha dichiarato Figliuolo, commissario straordinario del Covid, stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità, considerato che le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati. Ed infatti anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Caltabellotti, è tornato a chiedere la revisione delle quarantene. Omicron è una variante molto contagiosa, ogni positivo
positivo può aver avuto di media dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere 1 milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena, e questo non è possibile. Chi ha fatto il vaccino con la terza dose è più difficile si contagi e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria. La persona vaccinata anche con terza dose deve vedere la sua quarantena ridotta. Sulla stessa linea anche Sileri, sottosegretario alla salute, è necessaria una revisione delle regole della quarantena, ma non è questo ad oggi il problema. È verosimile che Omicron sia oltre il 50-60% del virus che circola nel paese. Dal 10 gennaio si torna in presenza a scuola. È verosimile che nei prossimi giorni si arrivi in generale a 100.000 contagi al giorno, ma se non tutti vanno in ospedale per la scuola non vedo un grande problema. Non appena avremmo dati più conclusivi su Omicron, anche le scuole sulla quarantena dei bambini, degli alunni e degli studenti si potranno rivedere. Potrebbe essere anche tra i 7 e i 10 giorni con l'anno nuovo, probabilmente prima della riapertura della scuola, ma ha spiegato sempre Sileri, bisognerà vedere quanto questa variante del virus sia più o meno aggressiva. La riduzione della quarantena si deve basare su dati scientifici precisi. Aspettiamo il comitato tecnico scientifico, dobbiamo valutare molto bene i dati. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inserito una norma nella finanziaria nazionale che è stata già approvata dal Senato. Si tratta della norma che stabilizza gli infermieri precari assunti nell'ambito dell'emergenza Covid. Al momento nessuna iniziativa di stabilizzazione comprende anche gli amministrativi e parte dei medici assunti. In Sicilia sono oltre 4.000 gli infermieri assunti dal marzo 2020. Adesso spetta agli ospedali concludere i contratti. Gli amministrativi e i tecnici sono circa 3.000 e i medici 1.945. L'assessore Ruggero Razza spiega: avevamo sempre segnalato che la norma nazionale non poteva risolvere il problema degli amministrativi perché per legge devono entrare per concorso, mentre per i medici l'ostacolo vero non è la durata del loro contratto, ma il fatto che molti di quelli arruolati in emergenza non hanno la specializzazione. Noi continuiamo ad aggirare gli ostacoli con concorsi che prevedano ampie quote di riserva a queste categorie. Il dentista agrigentino Marco Argento premiato in Spagna. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un prestigioso riconoscimento in Spagna è stato dato al dentista agrigentino Marco Argento. Si tratta del premio nazionale spagnolo per la migliore ricerca scientifica nel campo odontoiatrico dal Consejo General de Dentistas de Spagna per l'anno 2020. Il galà di premiazione è stato svolto qualche giorno fa, slittando di un anno a causa del Covid, nel salone dell'Hotel Wellington di Madrid, alla presenza delle maggiori autorità iberiche del settore, con un invitato d'onore, il past president della Federazione Dentale Internazionale Gerard Seberg, che ha elogiato la ricerca svolta dall'agrigentino Marco Argento. A premiare il dentista agrigentino è stato il presidente della Fondazione Dentale Spagnola Francisco García Lorete. Il premio all'odontoiatra della città dei Templi è stato dato per la ricerca dal titolo Nuovo approccio nella modellazione del composito dentale nella pratica clinica attraverso una nuova concezione in stratificazione, pubblicata sulla più rappresentativa rivista iberica di odontoiatria, La Roche. Argento è stato accompagnato alla cerimonia di Madrid da uno dei maggiori esponenti dell'Università Cattolica di Valencia, dove si è laureato il professor Ignazio Zarzosa Lopez. Il dentista siciliano è il primo odontoiatra italiano ad avere scritto il suo nome nell'albo d'oro del premio. Momenti di panico all'interno dell'hotel Costa Azzurra Museum a San Leone d'Agrigento per un principio di incendio. Lanciato l'SOS, sul posto sono intervenuti in modo tempestivo 2 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme e fatto sì che il rogo non si propagasse per l'intero stabile. Da una prima ricostruzione pare che il rogo sia partito dalla fiamma di una candela che ha fatto divampare un divano. Danni soltanto ad uno dei locali al piano terra della struttura turistica. Per fortuna non si sono registrati feriti. Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani racconta di una situazione torbida e piena di ombre. Sono pochissime le denunce. Vediamo.
Veniamo intanto da un momento difficile che è dato chiaramente, come tutti sappiamo, dalla pandemia perdurante, che ha penalizzato tutti, ha penalizzato anche noi nella nostra attività di incontro e di sensibilizzazione delle vittime, così come le vittime hanno avuto anche loro difficoltà ad avvicinarsi. Sicuramente vogliamo andare verso un'ulteriore attività di sensibilizzazione e per questo dobbiamo fare rete. Siamo qui proprio per questo motivo, continuare ad incontrare le categorie, continuare ad incontrare gli imprenditori, in particolare Confindustria, gli artigiani, la CNA, l'UPIA, la Confesercenti, la Confcommercio, tutte le sigle del mondo imprenditoriale, ma anche nel nuovo anno incontreremo le sigle sindacali. Tutti dobbiamo essere impegnati su questa iniziativa. Le vittime devono essere sensibilizzate, devono avvicinarsi alla nostra associazione, allo sportello, devono conoscere quali sono gli strumenti che lo sportello mette loro a disposizione, quali sono le normative a cui possono accedere, le agevolazioni a cui possono accedere. Dati alla mano, noi, come già io proprio con lei in prima pandemia nel marzo del 2020 ne abbiamo discusso, riteniamo che ci siano difficoltà sempre maggiori da parte degli operatori e quindi ci siano dei rischi di dover fare ricorso al mercato del credito illegale e quindi il rischio di cadere vittime di usura. Noi questo non lo dobbiamo, non lo possiamo consentire. Lo sportello con i propri consulenti, l'avvocato D'Antone, la dottoressa Chifari e il dottore Incammisa, che è un consulente nel campo economico aziendale, sono tutti a disposizione 2 volte a settimana in sede, ma in qualsiasi momento si può chiamare un numero, riceverà la prima assistenza e poi tutti assieme si individuerà il modo per aiutare chi si trova in difficoltà. Il motto della prima ora diceva: andrà tutto bene, usciremo più buoni. Oggi direi speriamo di uscire tutti più preparati ad affrontare le difficoltà. Dobbiamo insistere, dobbiamo fare rete. Il supporto più importante che può venire è proprio quello delle associazioni di categoria. Queste persone in difficoltà li dobbiamo aiutare perché meritano, hanno bisogno di essere aiutate. E gli strumenti normativi ci sono, lo sportello in provincia di Trapani esiste, è stato finanziato dal Ministero dell'Interno proprio con questo scopo: individuare le vittime, sensibilizzarle, accompagnarle verso la denuncia. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Caltabiano oltre 260 kg di inflorescenze di canapa indica sativa e resina estratta dalla medesima sostanza. Denunciato alla procura il responsabile di un'azienda catanese esercente l'attività di coltivazione di canapa light. Inizialmente, nel corso di normali attività di controllo, i finanzieri hanno individuato nelle vicinanze del fiume Alcantara un'azienda dedita alla coltivazione di canapa indica sativa che mediante apposito sito internet poneva in vendita diverse tipologie di inflorescenze e resine provenienti dalla coltivazione di canapa light. Le conseguenti indagini hanno consentito di appurare che la stessa azienda aveva nella sua disponibilità nel territorio del comune di Caltabiano un terreno di circa 7.000 metri quadrati destinato alla coltivazione delle piante di canapa e un immobile utilizzato come laboratorio e deposito delle piante raccolte. Inoltre la Guardia di Finanza ha trovato nei luoghi riconducibili a Rimpresa oltre 260 kg di inflorescenze di canapa indica sativa e resina estratta dalla medesima sostanza. I successivi approfondimenti hanno evidenziato la riapertura e cessione di quantitativi di inflorescenze di canapa nell'ordine di 100-200 grammi per volta a privati cittadini al di fuori delle finalità autorizzate e pertanto in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. Rinnovato il contratto provinciale degli agricoltori agrigentini. C'è il servizio. La FLAI CGIL, la Willa Will e la CISL di Agrigento comunicano che è stato sottoscritto insieme alle organizzazioni datoriali di Confagricoltura, Coldiretti e CIA il nuovo contratto provinciale di lavoro per i lavoratori agricoli della provincia di Agrigento, un'intesa che è stata ottenuta dopo una vacanza contrattuale di 24 mesi,
dovuto anche alla pandemia da Covid-19, in cui non sono mancate prese di posizione diverse tra le varie organizzazioni, ma alla fine ha prevalso anche il buonsenso che ha portato alla stipula del nuovo contratto. Tra le novità inserite nella declaratoria del vecchio contratto di lavoro, le nuove qualifiche e le mansioni, ma va sottolineato la conferma in toto dell'articolo 11 che riguarda l'orario di lavoro così come stabilito nel precedente contratto di lavoro, l'articolo che è stato oggetto di attenzione e di una discussione sulle modifiche da apportare da parte delle organizzazioni sindacali datoriali. Per quanto riguarda invece la parte economica, l'accordo prevede l'aumento per tutti i settori dell'1,7% a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2022. Il nuovo contratto avrà una validità che va dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. I segretari provinciali di Fly CGL, Willa Will e Fly Cisl di Franco, Acquisto e Cimino, nel ribadire l'importanza della contrattazione di secondo livello, hanno espresso una grande soddisfazione per essere riusciti a rinnovare il contratto in un momento molto difficile dal punto di vista economico e sanitario. Musumeci a Sigonella per ringraziare i militari. Vediamo. Visita del Presidente della Regione Musumeci a Sigonella, grazie per il vostro impegno e che il 2022 sia un anno di pace e di dialogo tra i popoli. Sono qui per dirvi grazie anche da parte della comunità siciliana per l'impegno e la dedizione, ma anche per la vostra attività umanitaria. Il ricordo dello sforzo che avete profuso la scorsa estate in favore dei profughi dell'Afghanistan con il ponte aereo che ha consentito a migliaia di persone di potersi mettere al sicuro è ancora vivo in tutti noi. Alla vigilia del Capodanno vi rivolgo a voi e alle vostre famiglie l'augurio di un 2022 di pace e serenità e che sia anche un dialogo tra i popoli di prosperità e di crescita. Lo auguro con tutto il cuore. Così si è rivolto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci a Sigonella, ai vertici militari e Marines, marinai e alfieri delle forze armate americane appositamente schierati per salutare il governatore dell'isola nella sua visita ufficiale alla stazione aeronavale della Marina americana. Musumeci è stato accolto anche dal comandante della base capitano di vascello Kepper Pickard, dal comandante del 41esimo storno Antisom e dell'aeroporto di Sigonella, colonnello pilota Leo Rivera, e dal comandante dei sottufficiali Anna Wood. Pickard ha ringraziato il Presidente per il supporto che la Regione e i cittadini siciliani hanno dato all'operazione di rientro dall'Afghanistan di quasi 5.000 civili, sottolineando l'eccezionale solidarietà ricevuta da parte delle comunità locali attraverso numerosissime donazioni. Il Presidente della Regione Musumeci ha ribadito invece che gli interventi in corso e la piena disponibilità del governo regionale per quelle ulteriori necessarie alla sicurezza idrogeologica dell'area su cui ricade la base, invitando il comando a segnalarne eventuali priorità. Durante la visita al Presidente della Regione è stata descritta anche l'area geografica di operatività del NAS Sigonella al centro del bacino del Mediterraneo ed euroafricano, evidenziando inoltre lo stretto legame tra la base e il territorio. Si stima, secondo i vertici militari, una ricaduta economica di circa 250 milioni di dollari l'anno, anche attraverso l'affidamento ad aziende italiane e siciliane, l'impiego di lavoratori locali nei cantieri di lavoro aperti nella base militare, al cui interno sono direttamente occupati circa 1.000 siciliani. La visita del governatore Musumeci è proseguita inoltre nell'ufficio del comandante Pickard, è avvenuto uno scambio reciproco di doni. Il Presidente della Regione ha visitato anche le infrastrutture portuali della base e salutato i militari americani schierati nell'hangar dell'aeroporto sullo sfondo del convertiplano V-22 del Corpo dei Marines, degli aerei P-8 antisommergibile della Marina americana e di altri veicoli adibiti a funzioni logistiche. Infine il Presidente Musumeci si è intrattenuto con il personale dei Vigili del Fuoco del NAS Sigonella per poi concludere la visita ufficiale nella sala operativa della base. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Presentato il libro I presidenti della Sicilia e rassegna a tutti gli inquilini di Palazzo d'Orleans che si sono susseguiti dal 1947 ad oggi. Vediamo. È uscito fuori un libro elegante, con un contenuto accattivante, come deve essere la prosa del giornalista.
alla ricerca dell'aneddoto, della curiosità, persino della idiosincrasia di ogni presidente, i vizi, le debolezze umane che hanno caratterizzato per 75 anni gli inquilini di quel palazzo. E mi fa piacere che Giovanni abbia raccolto il mio invito, rivoltogli un anno fa, e è riuscito poi a tirare fuori un testo assolutamente piacevole, che non tralascia alcun riferimento storico e che non appesantisce la materia, perché inesorabilmente dietro la vita politica di ogni presidente ci sono 1000 temi che vanno sintetizzati, vanno selezionati come hanno saputo fare gli autori. Medaglia d'oro al volontario morto sull'Etna. Il governatore Musumeci consegna il riconoscimento al valor civile alla memoria di Salvatore Laudani, l'operatore del soccorso alpino deceduto un mese fa sull'Etna dopo aver recuperato con i colleghi un escursionista che si era infortunato nella valle del Bove. Vediamo. Come ha detto il Presidente, un riconoscimento che in pochissime occasioni è stato conferito in 75 anni, il massimo che in questa cosa si è potuto fare proprio per il valore riconosciuto sia all'uomo che al gesto. Sì, un gesto che mi sarei aspettata da mio marito, perché quella mattina non ha esitato 3 minuti per prendersi lo zaino e partire. Quindi sarebbe stato orgoglioso di questa medaglia, anche se noi da famiglia naturalmente avremmo preferito averlo qui con noi e non arrivare a questo. Però io penso che comunque in base alla sua indole il destino abbia riservato questo per lui. La comunità di Nicolosi? No, di Nicolosi. Di Nicolosi, sì. Quindi la comunità di Nicolosi, come si è stretta? Tantissimo, sì. Siamo stati circondati da tanto affetto, da tanto amore, da tutti, gente che ci conosceva meglio e gente che non ci conosceva. Sono stati tutti molto affettuosi. Sì. Pur nella sua tragicità è un gesto esemplare. Sì, sì. Una cosa sì, esemplare e distruttiva per noi allo stesso tempo. È però un messaggio importante che passa anche alla comunità. Sì, certo, passa comunque un messaggio di dare la vita per il prossimo, però noi ancora siamo distrutti. Sindaco, un avvenimento che ha toccato fortemente la sua comunità. Sì, è stata una tragedia che ha inciso profondamente nel sentimento di tutti, un ragazzo giovanissimo che si era dato agli altri nella sua attività di soccorritore, persona per bene, marito esemplare, padre affettuosissimo, e quindi siamo riconoscenti che la Regione siciliana ha voluto diciamo, riconoscere questa onorificenza alla vedova. È un gesto simbolico però di grande sensibilità. Sì, la sensibilità che indubbiamente ha il Presidente della Regione e la vicinanza che mostra in tantissime occasioni alla nostra comunità, e di questo ne andiamo veramente orgogliosi. Il Tribunale di Agrigento ha condannato una donna di Canicattì per diffamazione aggravata. Su Facebook avrebbe scritto commenti ritenuti offensivi nei confronti dell'allora sindaco Ettore Di Ventura, che adesso sempre tramite social ha reso nota la condanna. In particolare lei pagherà una provvisionale di 1.000 euro, oltre a ulteriori 2.385 euro di spese per la costituzione di parte civile. Vince la Coppa Natale l'Alfa Romeo 250 aprile di Corrado, Onesto e
Con successo di pubblico e partecipazione si è conclusa la 13ª edizione della rievocazione della Coppa Natale per auto storiche. L'iniziativa, oltre a rappresentare una delle più antiche manifestazioni della città peloritana, svoltasi nel 1927 nel periodo della solenne festa, suggella un anno di intensa attività promossa dall'associazione ACAIS, finalizzata alla valorizzazione del territorio attraverso il motorismo storico dinamico di livello. Siamo alla 13ª edizione, 13ª rievocazione storica. È stato un anno complesso, questo è l'epilogo, noi altri siamo andati avanti garantendo ai nostri soci le attività. Questa è una rievocazione storica, ne abbiamo già parlato in passato, è la famosa Coppa Natale che si correva a Messina nel 1927, è la seconda competizione più antica di Messina dopo la Coppa Vinci. Per noi segna, suggella un anno di attività. Cresce, vedete oggi c'è un parterre di auto abbastanza interessante e superbo. Abbiamo anche il piacere di ospitare uno dei più grossi collezionisti di livello mondiale, nonché l'architetto Corrado Lopresto, che è il primo collezionista in Italia. Una collezione importantissima perché ha portato alla ribalta una nuova cultura nel mondo dell'automobile, ovvero la cultura degli esemplari unici, delle concept car, o dei numeri 1 di telaio di inizio di ogni marchio di inizio produzione. Quindi ha lanciato questo nuovo tipo di collezione che sta avendo anche del proselitismo, quindi oggi grazie a lui si stanno apprezzando tutti quei veicoli atipici che magari il collezionismo in passato non ha pensato. Ecco. Noi siamo orgogliosi di avere qua lui questa sera con tutto il suo tour. Tra i vari partecipanti con vetture di particolare significato storico va segnalata la partecipazione di Corrado Lopresto, il più importante collezionista di prototipi italiani al mondo. Corrado Lopresto, punto di riferimento internazionale per la ricerca e la cultura del design italiano, ha preso parte alla Coppa Natale con 4 veicoli di notevole importanza e valore storico patrimoniale, tra i quali l'Alfa Romeo 6C 1750 aprile, un capolavoro di emergenze formali, prodromico dello stile italiano, e dell'ingresso dell'aerodinamica nel mondo dell'automobile, realizzato dal carrozziere Giuseppe Aprile di Savona, su disegno del conte Mario Revelli di Beaumont. La vettura ha vinto i più importanti concorsi d'eleganza al mondo, tra questi anche l'ambitissima Coppa d'Oro di Villa d'Este. La passione non ha limiti e quindi partecipiamo con un gruppo di auto della collezione come la prima Alfetta costruita, la prima macchina disegnata da Scaglione, che è una Fiat 1004 Balbo, con una Lancia Augusta del 1934 che nel 1936 ha vinto la Targa Florio con Costantino Magistri, il 20 di dicembre di 85 anni fa. Quindi noi vogliamo ricordare quella data e abbiamo fatto questo tour che da Milano ci ha portato appunto in Sicilia e finiremo domani a Nicosia, dove tutto il paesino si travestirà in stile anni 30 per accogliere la Lancia Augusta e festeggiare Costantino Magistri, un valente pilota scomparso dopo pochi anni di gare, ma aveva già fatto vittorie straordinarie, strepitose, come un Giro di Sicilia del 28 che lo mise in luce in maniera eclatante. Tutto pronto per il concerto Natale all'Opera in programma al Teatro Pirandello di Agrigento domani, mercoledì 29 dicembre alle ore 20. Si tratta di uno spettacolo gratuito offerto dalla Fondazione Teatro per rendere omaggio alla città durante le festività natalizie. Andranno in scena le più celebri arie d'opera e arie di Natale, seguite dall'Orchestra Filarmonica della Sicilia con il soprano Natasa Catani, il mezzosoprano Alessia Sparacino, il tenore Alberto Profete, il tenore Francesco Cipri e il baritono Giovanni Palminteri. A dirigere l'orchestra sarà Alessandra Pipitone. L'ingresso è libero ma fino a esaurimento posti. Occorre essere muniti di Green Pass e mascherina FFP2. Vietato il consumo di cibi e bevande. Per ulteriori informazioni telefonare al 0922 59 02 20. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.